Ben trovati cari amici appassionati della terza pagina proposta da questa emittente di informazione al territorio. Prima di iniziare permettetemi un caro saluto al maestro Massimo Scattolin, il grande chitarrista che abbiamo ascoltato la scorsa settimana con Paolo Tagliamento, violinista. Purtroppo la febbricola che ha patito si è aggravata ed ora si trova intubato e sta per uscire dal coma farmacologico. Per ora pare davvero tutto bene, non è in pericolo di vita ed abbiamo molta fiducia nella sua solida fibra. Il promesso nuovo concerto ovviamente è solo rimandato e non appena sarà completamente guarito sarà dei nostri. Forza Massimo, forza. Ebbene, apriamo la nostra terza pagina invitandovi a sottoscrivere la petizione lanciata dall'AREA, l'Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei paesi dell'Unione Europea, per salvare le radio e le televisioni locali italiane. Nel prossimo mese di marzo molti editori locali, l'informazione al territorio, è a rischio chiusura, anzi è una cosa certa per molti di loro. Una tragedia nazionale di enorme portata, una violazione della Costituzione, una odissea umana per le piccole e medie televisioni locali. La chiusura della propria attività editoriale dopo decenni, per molte più di 40 anni di attività. Siamo ad invitare il Capo dello Stato e gli organi parlamentari affinché intervengano per porre fine a questa odissea dell'emittenza locale. Si tratta di rispettare la Costituzione, gli articoli 21 e 41, della quale sono responsabili e garanzia. Un DPR come il 146 del 2017, una fonte secondaria, non può delegificare una fonte primaria. La legge che deve regolamentare come la 205 del 2017, men che meno un regolamento UE che è stato recepito da questa legge, l'899 del 2017. Va difeso il principio costituzionale del pluralismo all'informazione, ovvero i piccoli editori. Firmare la petizione è facilissimo, anche dal telefonino www.reasat.eu ed entrate subito. Ma passiamo ora alla terza pagina, il nostro Alzeviro della cultura. In questa puntata vi propone dall'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba per la rassegna concerti d'inverno del 2020 una magnifica, stupenda interpretazione da una raffinatissima pianista e da un grande violoncellista. Anna Barutti ha dedicato la sua vita all'insegnamento presso il prestigioso Conservatorio Benedetto Marcello, sacrificando l'attività di concertista. Un vero peccato, perché Anna Barutti, se non è la più grande, è certamente una delle più grandi interpreti al pianoforte d'Italia, rigorosa, intransigente. Devo dire che anche il sottoscritto, quando mi appare il suo numero di telefono, si chiede spontaneamente: mamma mia, cosa ho combinato? Giusto per sorridere. Ora questa grande musicista è in pensione e si sta prendendo moltissime grandi soddisfazioni. Ad esempio con le sue 3 sorelle, Mila e Bruna al violino, Fiorenza alla viola e il fratello Giuseppe al violoncello, è componente, come pianista, dell'unico quintetto al mondo di professionisti di altissimo livello, tutti fratelli. E credete, qualcosa di fenomenale. Ovviamente anche da solista e anche con altri ensemble è qualcosa di fenomenale. In questa puntata della nostra terza pagina proponiamo i fratelli Anna e Giuseppe Barutti in una interpretazione che parla, anzi suona da sola in quanto a valore. E inizieremo dall'appassionata, brano considerato forse il capolavoro più rappresentativo del periodo eroico del grande Beethoven, la più beethoveniana delle sonate appunto
di Beethoven, e sentirete che meravigliosa interpretazione di Anna Barutti. A seguire la sonata numero 2, opera 5, scritta da Beethoven alla fine del 1700, quando forse stava ancora pensando alla carriera concertistica. Federico Guglielmo II, re di Prussia, suonava il violoncello. Mozart gli aveva scritto i quartetti prussiani, Boccherini diversi quartetti, e anche Beethoven, invitato a corte per non essere da meno, offrì al re violoncellista 2 sonate, tra le quali appunto la numero 2, opera 5, che ascolteremo tra poco. Infine Robert Schumann, i 5 pezzi per violoncello e pianoforte, Fünf Stück in Volkston, opera 102. Tra le molte composizioni da camera, forse queste delicate pagine sono state scritte, anzi senza forse, con rara freschezza inventiva ed in uno stile unico, del tutto personale. Una magnifica scelta di brani da parte di questi 2 musicisti a sottolineare la loro eccellenza. Anna e Giuseppe Barutti per la nostra terza pagina della cultura. Buon ascolto dall'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba per la rassegna Concerti d'inverno del 2020, la rassegna per la quale stiamo registrando nuove produzioni. Il nostro ringraziamento quindi va anche al Comune di Villorba, sensibilissimo a darci una mano a creare questa nostra terza pagina. Questo è il Zeviro della cultura. Buon ascolto.
piccolo brano di Schumann dai von Stocken per violoncello e pianoforte, ed è un largo bellissimo in fa maggiore.
qualcosa di fenomenale, lo avevo detto, e sono ben felice di avervi proposto questa bellissima pagina in attesa di, come dire, delle nuove produzioni che andremo a realizzare proprio all'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba nella rassegna dei concerti d'inverno del 2022. Permettetemi un saluto a Massimo Scattolin, al chitarrista Massimo Scattolin, che guarisca il più presto possibile. Un ringraziamento ad Anna e a Giuseppe Barutti, due fantastici musicisti. Sono ancora emozionato perché così bella musica è abbastanza difficile ascoltarla dal vivo, e quando l'abbiamo registrata c'era la possibilità di avere pubblico, e il pubblico davvero è rimasto entusiasta. Ebbene, è il momento di chiudere. Mi pare che le cose si stiano mettendo discretamente bene, speriamo bene, viviamo con fiducia, viviamo rispettando le regole. Mi raccomando, quando andiamo a fare la spesa, andiamo dai nostri negozi, andiamo dove vendono prodotti italiani, acquistiamo prodotti della nostra terra, diamo da lavorare alle nostre aziende locali, ai nostri commercianti. Ce la faremo. Grazie e alla prossima.